Buonasera da parte di Giulio Arnolieri dal Pallatorio di Sarzana. Stiamo per assistere, come vedete in sovraimpressione, all'incontro di hockey su pista fra la formazione di casa, l'Hockey Sarzana e il Centro Giovani Calciatori di Viareggio. Si parte, mentre invece, attenzione, doppia conclusione di Munné, la seconda parata Cinquini, conclusione, parata la Corona, poi il tiro di Rubio parte da dietro, va al centro con un volta fermato De Rinaldis da Ambrosio. Ambrosio chiama Torner per Danna e Danna, no scusate, Cinquini ben piazzato, porta in vantaggio il Centro Giovani. Cinquini, riparte il Viareggio, Torner guarda il piazzamento, serve e c'è il raddoppio di Danna, serve Danna, Torner, e da posizione non facile il capitano del Centro Giovani raddoppia, ma la recupera Munné. Munné avanti per Tabarelli, che si è inserito bene, ma è pronto ancora Gomez a chiudere lo specchio della porta. Poi ancora Tabarelli, riceve Lavagetti, conclusione, Ambrosio protesta per una trattenuta, ancora il Viareggio e Ambrosio va in rete con una conclusione a mezza altezza, una specie di volée tennistica. Rubio prova dal tiro dalla metà pista, la pallina colpisce Torner, che comunque si rialza zoppicante, continui i capovolgimenti di fronte. Infatti ora il Viareggio in avanti, riparte il Centro Giovani, Torner, corridoio per Ambrosio, ma c'è un miracolo di Corona, praticamente aveva quasi la porta spalancata, ma con una prodezza c'è il gol, del Sarzana, dopo un errore, o meglio una prodezza di Corona in avanti. Va in gol la formazione di Sergio Festa, che accorcia, conclusione di Munné, riparte il Centro Giovani. Lombardi, bello il servizio per Cinquini, la cui conclusione però viene parata. Anche Munné, pallina in avanti in area, attenzione la conclusione di Ambrosio, parecchia gente in area ma Gomez allontana, attenzione Lombardi, la pallina finisce fuori sulla rete esterna della porta. Poi ancora il Viareggio, attenzione, qualche rischio in più se lo deve assumere se vuole, ecco infatti arrivano in due e c'è il gol di Lombardi, che porta il Viareggio sul 4-1, mi sento di dire meritato. Finisce a terra, conclusione, parata da Corona, in avanti la sfera che viene però conquistata dal Sarzana. Rubio mette al centro e gran gol di Rubio da posizione pressoché impossibile. De Rinaldis al tiro, palla avanti e segna Rosi a porta vuota, segna Rosi, prontissimo a sfruttare l'occasione. Muglia, ultimi secondi, il Centro Giovani porta a casa altri 3 punti, anche se Gomez, niente da fare, para Gomez, palla a 2, siamo a 2 secondi ormai.